Ciao a tutti, io sono Mario e bentornati su Big Rocket Project. Questa settimana continuiamo a lavorare sul set della cucina. Nello scorso episodio sono partito direttamente nel fare il top in lamiera per esigenze di produzione. Dovevamo girare un video ed era l'unica parte che veniva vista in video. Oggi ci occuperemo dell'isola e partiremo nel fare la base, tutta la struttura e montare i cassetti. Sbagliato mira. Ottimo, quindi tutta la finitura è stata data, quindi qua frame fatto e chiuso. Adesso dobbiamo passare a fare l'isola vera e propria, per cui sposto quello lì dal tavolo e comincio a tagliare i pannelli. Il procedimento è molto simile a quello
della cucina che avete già visto, quindi non starò troppo a spiegarvi e basta, vedrete. Perfetto, quindi ora le prime parti sono state tutte tagliate e sezionate. Vi spiego brevemente il prossimo passaggio. Dovremo andare a assemblare questa parte. Questa qui è la vista frontale, questa qui è la vista dall'alto. Tutti i pezzi, come vedete, sono contrassegnati, sono tutti lì. Farò tutte le unioni con i pocket hole, molto semplicemente. So che non è magari l'unione perfetta e so che le varie sezioni sotto andrebbe costruito un cabinet singolo per ogni parte, ma come sapete tutti ormai i pannelli di questo periodo e il legno in particolare costa una follia. Vi dico solo che ho comprato altri 2 pannelli di USB da 18 e 2 pannelli sono stati pagati più di 100 euro più IVA, tipo 105 più IVA, una follia, per cui si va sempre al risparmio. Purtroppo non sarà il modo fatto a regola d'arte, però viene comunque il risultato, non vi preoccupate. Perfetto, arrivati a questo punto la struttura principale è fatta, fissata, tutta stabile sulla base. Come vi dicevo, qua dietro c'è l'altra zona, verrà finita, mentre qua davanti ante, cassetti, ante. Detto questo, io per oggi chiudo e quindi noi passiamo a domani.
E bentornati. C'è stato un piccolo salto temporale, infatti vedete che ho tutta la barba ben fatta. Sono passati un paio di giorni, tornato a casa per risolvere un po' di questioni burocratiche e fare 2 acquistini di quelli giusti. Gli acquistini di cui stiamo parlando sono proprio qua dietro. Sì, ve la faccio vedere in breve perché penso di farci un video dedicato che uscirà o sarà già uscito, nel dubbio ve lo lascio qua. Questa sarà la mia nuova fotocamera, Canon R6. Invece, come potete vedere, io ho sempre girato con una 60D. Ora magari chi se ne intende di voi capirà veramente che passaggio che ho fatto. Quindi direi che switchiamo da questa a quella adesso. E benvenuti in una nuova visione a full frame e soprattutto traccato col fuoco. Quindi se io qui sono a fuoco, se avvicino è a fuoco lei, no, perché mi tracca l'occhio, se mi nascondo, tolgo, a fuoco io. Che velocità! Quanto mi gasa sta cosa! Detto questo, torniamo al nostro progetto. L'ultima volta ci siamo lasciati in questo punto, adesso dovrò semplicemente mettermi in queste parti più esterne a dare lo stucco, di qua sui lati no, però insomma un po' tutto intorno, tanto poi sopra ci andrà appoggiato il top. Il prossimo passo da fare sulla cucina sono questi cassetti. Queste sono la lista dei tagli. Qua abbiamo i pezzi e i fondi. Di questi cassettoni saranno all'estrazione totale e dovremo farne 5. Perfetto, allora tutte le parti sono state tagliate, sono qua preparate. Come vedete abbiamo il frontale non del cassetto ma il pezzo davanti che ha il groove, i fianchi che sono il doppio infatti e il retro che è più stretto e occupa questa parte qua in modo che il fondo si possa infilare anche successivamente. Quindi mi armo di sparachiodi, colla e si va dritti. Ho appena cominciato, ho già sbagliato. E uno. Ottimo. Il prossimo passo da fare con i cassettini è dare la finitura e come sempre è quella della Elephant. Il pennello. Stamattina ho fatto un po' di levigatura generale, adesso rullino e si va.
Quindi questo episodio si conclude qua, la struttura è stata fatta, i cassetti sono stati installati, quindi che cosa vedremo poi nel prossimo episodio? Dovrò fare tutta la finitura sempre nera, fare i frontali e le ante che vanno lì e la predisposizione dell'impianto elettrico e dell'impianto del gas. Probabilmente potrebbe essere l'ultimo episodio se non trovo intoppi particolari. Detto questo, fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate. Se siete nuovi sul canale invece iscrivetevi e attivate la campanella così non vi perdete tutti i prossimi episodi che usciranno. Io vi ringrazio sempre a tutti per il supporto che mi continuate a dare e ci vediamo il prima possibile in un nuovo video.